Una biennale di arte e architettura nella Valle dei Templi, gli architetti di Agrigento rilanciano l'idea in occasione della terza tappa del ciclo di eventi organizzati dall'Ordine per celebrare il centenario della fondazione degli ordini professionali di architetti e ingegneri. Il progetto piace al sindaco Miccichè, che condivide l'idea degli architetti e ne sposa il fine. Dopo gli eventi di marzo e giugno che hanno ospitato grandi nomi dell'architettura contemporanea come Giuseppina Grazio Cannizzo, Franco Purini, l'Ordine degli Architetti nel pomeriggio di ieri a Casa San Filippo ha ospitato una lectio magistralis tenuta dal professore Alberto Ferlenga, noto esponente nello scenario dell'architettura italiana, che ha relazionato sul tema Architettura, la differenza italiana, descrivendo il privilegiato rapporto tra l'architettura e l'Italia che ha alimentato nel paese un notevole patrimonio architettonico. Al termine della lectio magistralis, l'Ordine degli Architetti di Agrigento ha conferito al professore Alberto Ferlenga il premio Penna d'Oro, il prestigioso riconoscimento istituito in occasione del centenario della fondazione degli ordini professionali degli architetti e degli ingegneri. Dopo due illustri interpreti dell'architettura contemporanea come Maria Giuseppina Grasso Cannizzo e Franco Purini, oggi abbiamo l'onore di ospitare un altro grande esponente dell'architettura italiana, il professor Alberto Ferlenga, già rettore dello IUAV di Venezia, redattore stimato di riviste internazionali di architettura come Lotus e Casabella. Il tema odierno è il rapporto tra l'Italia e l'architettura, un rapporto che nel tempo ci ha regalato un ricchissimo patrimonio architettonico e devo dire che partendo da questo tema oggi stanno venendo fuori spunti interessanti anche per valorizzare il nostro patrimonio culturale in funzione di Agrigento capitale italiana per la cultura 2025. Una di queste idee è proprio la fondazione nella Valle dei Templi di una biennale di arte e architettura che coinvolgerebbe artisti ed architetti di chiara fama internazionale che con cadenza biennale sarebbe chiamata a offrire il loro contributo per alimentare un confronto culturale nei paesi del Mediterraneo. Tutto questo producendo nuova arte e nuova architettura contemporanea, che è quello che a noi interessa. Gli architetti agrigentini sono pronti ad offrire all'Ente Parco e al Comune di Agrigento il proprio contributo affinché queste idee possano diventare realtà e offrendo così alla città dei Templi una nuova opportunità per recitare autorevolmente il ruolo di porta d'Europa nel Mediterraneo, non solo dal punto di vista culturale, ma ci auguriamo anche economico e commerciale. Quindi l'Ordine degli Architetti vuole essere un ruolo nell'Agrigento Capitale della Cultura, vuole determinare una propria priorità. No, noi abbiamo già, quando abbiamo fornito all'organizzazione, quando si stava per predisporre il dossier, noi abbiamo già presentato un documento dove c'erano una serie di idee, percorsi culturali, percorsi enogastronomici, c'era anche un'organizzazione delle feste secondo delle tematiche, ma soprattutto c'era questa, la Biennale di Arte e Architettura, che noi riteniamo che se Venezia può avere la Biennale di Arte e Architettura, non capiamo perché la nostra Agrigento con la Valle dei Templi non possa fare lo stesso, richiamare un po' tutti gli artisti e tutti gli architetti di fama internazionale provenienti da tutto il mondo. Dimentichiamo che noi siamo al centro del Mediterraneo, che poi è la culla del linguaggio architettonico mondiale. Sì, è sempre un piacere rispondere agli inviti dell'Ordine di Agrigento, che è un ordine molto attivo, molto operativo all'interno del territorio siciliano,
che rappresenta al meglio la consulta degli architetti siciliani, che opera in questo senso, opera per portare la bellezza nei nostri territori, nei nostri luoghi, e queste iniziative che celebrano sì i 100 anni della fondazione degli architetti in Italia, ma celebrano proprio la volontà di portare qualità all'interno delle nostre città, sono delle iniziative sempre importantissime e seguite da tutti, e io come Presidente della Consulta non potevo mancare a questo evento importante. Ecco, quanti sono importanti questi momenti anche per il vostro aggiornamento professionale? No, sono importantissimi perché ci portano a ragionare sull'architettura. L'architettura è bellezza, l'architettura è bene comune, quindi è sempre importante creare queste occasioni di incontro e di scambi con grandi personaggi. Il professore Verlaine è uno di questi, è uno che ha fatto tanto per l'architettura in Italia, e sarà un piacere ascoltarlo oggi qui. Alberto Ferlenga qui ad Agrigento per una Lectio Magistralis su architettura alla differenza italiana in occasione dei 100 anni di fondazione dell'Ordine. Sì, intanto è un piacere sempre tornare a Agrigento, che è una città che ho avuto modo di frequentare ed è una vera lezione di architettura come altre città italiane. Quello che dirò nella mia lezione è cercare di far capire come anche per il fatto di avere città di questo tipo, la vera ricchezza italiana, l'architettura e l'architetto italiani hanno delle chance in più dentro uno scenario che fa sempre più fatica a controllare l'espansione urbana e a generare qualità. Quindi avere la possibilità di avere un passato particolare e città di questo tipo per gli architetti, non solo per gli architetti, ma significa avere un tesoro da amministrare. Poi non è detto che immediatamente questo diventi operativo, diventi fatti operativi, però abbiamo in questo momento in cui stanno cambiando le condizioni dell'architettura, in cui le questioni climatiche, le questioni della sostenibilità diventano importanti, noi abbiamo un intero passato, un'intera tradizione che ha declinato questi temi molto prima di altri, e che sta a noi aggiornarli e sta a noi trovare poi la via per farli diventare fatti concreti. Agrigento Capitale della Cultura 2025, anche questa è un'occasione perché l'Ordine presenterà i suoi progetti, tra cui una futura biennale. L'occasione è una grande occasione, tra l'altro io vivo in una città, Brescia, che è oggi capitale della cultura assieme a Bergamo, quindi ho anche toccato con mano quali sono i vantaggi di questa, è un'occasione molto importante, è un'occasione in cui c'è la vera possibilità, Agrigento non ha bisogno di turisti in più, ne ha già tantissimi, ma di veicolare anche dei significati diversi, dei temi differenti, e penso che l'architettura abbia questa possibilità. A Brescia abbiamo costruito per esempio una mostra sulla città per spiegare sia a chi arriva e sia a chi è in città come funziona una città, non dal punto di vista dei numeri, dal punto di vista delle forme architettoniche, degli spazi e così via. Quindi anche l'idea di costruire una biennale che si accompagni appunto a questa tradizione antica, che è fatta dei tesori greci, ma è fatta anche dei viaggiatori che hanno portato in giro per l'Europa le immagini, è un'occasione importantissima. Certo, il tema è aggiornare e coinvolgere soprattutto i giovani in questo tipo di operazioni. Architetto Fiaccabrino, oggi è una giornata importante con questa Lectio Magistralis per onorare anche i 100 anni della fondazione dell'Ordine. Sì, ancora una volta ci stiamo celebrando un momento di altissimo valore culturale per il calibro del protagonista della serata di oggi, che dopo la Lectio Magistralis del 22 giugno del professore Purini, oggi vede ad Agrigento il professore Ferlenga, un altissimo esponente del mondo didattico e del giornalismo, è stato presidente è stato già rettore dell'Università di Venezia, redattore di Lotus, di Casabella, quindi di riviste di architettura di altissimo livello, autore di pubblicazioni di grandissima risonanza, e oggi ci onora della sua presenza trattando un tema strettamente legato all'architettura, cioè l'architettura italiana e il rapporto con il più ampio panorama internazionale nel corso del tempo. Oggi abbiamo cercato di coniugare anche di dedicare dei momenti di intrattenimento con
connessi alla presenza del professore Alberto Ferlenga, con un momento musicale, quindi in onore del rapporto tra un connubio tra l'architettura e la musica. Da sempre la musica ha avuto un legame intimo con l'architettura per una pluralità di motivi, e sarà anche l'occasione per consegnare al professore Ferlenga il premio Penna d'Oro proprio per onorare il suo grande impegno nel mondo del giornalismo legato all'architettura, del mondo accademico, didattico, e quindi per noi è un grandissimo momento di festa che corona una serie un lavoro fatto di una trama di impegni che oggi ci gratifica moltissimo, data anche la presenza di un folto pubblico. Degli architetti si prepara a Capitale della Cultura 2025 con una proposta su una futura biennale. Sì, devo ringraziare l'architetto Rinnovamento per avermi invitato, per aver voluto fortemente credere in questo progetto. Sì, la proposta è quella di realizzare una biennale di arte, cultura e architettura proprio ad Agrigento all'interno della Valle dei Templi. Penso che possa essere un tassello fondamentale affinché il nostro progetto, il nostro obiettivo di Agrigento Capitale della Cultura 2025 possa arricchirsi sempre di più. Un'iniziativa molto importante è celebrare l'architettura anche con la lezione del professore Alberto Ferlenga in questi luoghi. Credo che sia molto importante. Agrigento va rivalutata per quanto riguarda la sua centralità per i beni culturali, per il paesaggio, ma anche per quanto riguarda l'architettura. L'università dal canto suo sta facendo tanto, rilanceremo i corsi di laurea in architettura con delle iniziative molto importanti. Essere qui stasera per me è un onore, perché rinsaldare i rapporti tra università e ordine professionale credo che sia anche una questione molto importante per l'università che vuole sviluppare il suo mandato a livello territoriale. Faremo altre iniziative con l'ordine sicuramente, però è importante che queste centralità, questi momenti di sviluppo culturale siano davvero portati avanti anche in consonanza tra ordini professionali e università. Altre cose, devo dire, stiamo facendo con altri ordini professionali per far sì che veramente la ricerca universitaria, la ricerca scientifica continui a vivificare quella che è un'attività che i professionisti nel territorio devono portare avanti con grande vigore.